Bella giornata primaverile ed anche molto calda e noi subito ne approfittiamo per fare una bella escursione. Ci troviamo di poco sopra l'abitato di Tenno, un bellissimo borgo medievale, e la meta di oggi è il rifugio San Pietro. In circa un'ora e 10 dovremo esserci. Si parte! Dopo 20 minuti di cammino siamo arrivati a Calvola, una piccola frazioncina di Tenno. Lasciamo la bella frazione di Calvola e proseguiamo verso il rifugio San Pietro sul sentiero 401. Siamo arrivati ad Os de la Cruz e per chi volesse accorciare l'escursione qui si trova un bel parcheggio. Arrivati a questo punto il sentiero 401 è chiuso per pericolo caduta sassi, quindi noi continuiamo sul sentiero alla mia destra. Ed eccoci arrivati al rifugio San Pietro. Si trova in una posizione splendida e sa offrire anche un magnifico panorama. Attaccato al rifugio si trova una chiesetta, la vedete alle mie spalle, ed è la chiesetta di San Pietro. Se arrivate al rifugio con dei bambini, sicuramente non potranno annoiarsi. C'è un bel prato, un piccolo parco giochi e un recinto con degli animali. Ora facciamo ritorno a Tenno dalla stessa strada.
Siamo ritornati a Tenno. Abbiamo fatto una semplice ma appagante camminata, direi adatta a tutti, con un minimo di allenamento. È un trekking che si può fare in tutti i periodi dell'anno, neve permettendo. L'ideale per dare inizio anche a questa nuova stagione escursionistica. Ora qui vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!